Eder. Mech. Pallister. Karmar Biria, il cittadino iraniano, trovato impiccato il 24 settembre scorso, bendato e con le mani legate, appeso al parapetto di protezione dietro al guardrail sulla grande viabilità triestina, si è suicidato. Questo l'esito degli esami autoptici diffusi con una nota questa mattina dal procuratore di Trieste Antonio De Nicolo. L'autopsia ha escluso ogni segno di violenza perimortale ed escluso definitivamente l'azione violenta di terze persone. La morte dell'uomo può risalire a 6-8 giorni prima delle operazioni di sopralluogo giudiziario, causata da un meccanismo di asfissia meccanica violenta, in una persona con anamnesi patologica positiva per depressione. La relazione sugli esami autoptici è stata depositata recentemente da parte dei consulenti Stefano Del Rico, Manuel Gianvalerio Belgrano e Michela Peruc, nominati dal PM. Titolare dell'inchiesta, Maddalena Kergia. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.